Che la situazione finanziaria fosse il punto debole, una delle principali criticità nella macchina amministrativa al Comune di Agrigento, lo si sapeva, non è certamente una novità. La novità semmai è un'altra, che la politica che governa Palazzo dei Giganti, consapevole della patata bollente, non voglia rischiare scottature. E allora succede che a fine settembre l'ente si trova ancora senza bilancio di previsione 2011 e senza consuntivo 2010, senza strumenti contabili insomma necessari per poter pianificare interventi seri e concreti, per poter programmare attività e servizi nei modi e nei tempi consoni e nel rispetto delle esigenze del territorio. Si è costretti così a navigare a vista e le collisioni sono dietro l'angolo. Il consuntivo, dopo un tira e molla scandito da sedute a vuoto per mancanza di quorum, è stato bocciato da 8 consiglieri, mentre 4 si sono astenuti e gli altri 18 assenti al momento della votazione. Non sono mancate le critiche all'amministrazione attiva, rea di avere messo su un rendiconto che non rispecchiasse la realtà dei numeri. Risultato? Il consuntivo è ora nelle mani del commissario nominato dalla Regione, impegnato a valutare carte e a tenere in mano la lente di ingrandimento e in attesa di giudizio. E a Palazzo dei Giganti c'è un altro commissario designato sempre da Palermo, questa volta per il bilancio di previsione 2011, il cui termine ultimo per l'approvazione è scaduto a fine agosto. Francesco Riela vigilerà affinché Aula Sollano prenda in esame la bozza varata dalla Giunta. Lo schema, afferma il presidente del Consiglio Comunale Francesco Alfano, è arrivato all'ufficio di presidenza nella giornata di martedì e mi sono subito attivato. Ho inserito il punto all'ordine del giorno e la prima seduta utile per poterlo trattare, tenuto conto del rispetto dei tempi fissati dalla legge, è il 25 ottobre e fin qui l'aspetto tecnico e procedurale. Sotto invece il profilo squisitamente politico, osserva Francesco Alfano, è inconcepibile che un bilancio di previsione arrivi in aula a fine ottobre, di preventivo non è rimasto nulla. In questo modo il Consiglio Comunale viene svuotato da uno dei suoi principali compiti, quello di indirizzo, che si manifesta in particolare nell'esame e nell'approvazione dello strumento finanziario, conclude Alfano.